cavaliere in viaggio fra due castelli, simbolica raffigurazione dei lontani tempi di Dante e Petrarca. Nel Medioevo si costruirono dovunque castelli e fortezze. Bologna vantava 180 torri, Firenze 150, Pavia 100. E anche sul fiorito mondo cavalleresco creato nel 400 dal pennello di Benozzo Gozzoli campeggiano merlati castelli. Le meridiane e i primi orologi alti sulle torri incominciarono ad accompagnare il corso del tempo. E videro il mondo sottostante trasformarsi nei secoli. Videro nascere e svilupparsi l'epoca del ferro e del cemento armato, apportatrice di quell'ardimento costruttivo ed estetico che ha fatto sorgere in tutta Italia nuove e audaci architetture. Dove un tempo si profilavano torri minacciose o castelli isolati nella campagna, sorgono ora le slanciate abitazioni delle attive città moderne. Ma che rimane dei vecchi, favolosi castelli? Talvolta poche pietre soffocate dalla vegetazione sono la sola testimonianza di una potenza ormai tramontata. Le voci spensierate di giovanili comitive rompono il grave silenzio dei secoli. Una gita in campagna rappresenta sempre una lieta parentesi nella vita studentesca. Qualcuno preferisce la solitudine, specialmente se è una solitudine a due. A volte giunge in attesa l'apparizione di un antico castello. I turriti castelli della Toscana conservano l'impronta della passata grandezza, come questo di Brolio in Chianti, circondato dai celebri vigneti che hanno dato alla zona una celebrità mondiale certamente impensata dagli antichi signori. Abitazioni moderne sorgono invece intorno all'accigliata torre di Castiglion Fiorentino e nuove case contadine di toscana semplicità popolano la campagna circostante. Si rinnova il contrasto fra moderno e antico presso il castello dei Bentivoglio, vicino a Bologna. Qui un tempo visse Lucrezia Borgia. Forse oggi nel grande salone trasformato in cinematografo, la sua drammatica storia rivive sullo schermo. Sempre in Emilia il castello di San Martino, un gioiello del 300, ha conservato l'armonia delle sue mura merlate che ancora sembrano vigilare sulla operosa pace circostante. Il ponte levatoio appare ormai come un gioco per fanciulli. Qui un tempo si allevavano feroci falconi da caccia. L'attuale castellano, in giorni più miti, preferisce le timide tortore. Mandrie di buoi pascolano là dove era palude malsana, attorno al solitario castello di Ninfa, nella campagna di Roma. Oggi vi affluiscono volentieri i pescatori, attirati dalle trote del suo vivaio. Il vagabondaggio alla ricerca di antichi castelli fa sorgere spontaneo un accostamento inaspettato tra le antiche torri e i moderni silos che sorgono presso le fattorie del nostro tempo. È l'incontro di due epoche che si completano a vicenda. Quello stesso incontro ci mostra sulle vecchie torri di San Gimignano le geometriche antenne della televisione. Sulla via, l'andirivieni dei turisti alla ricerca di ricordi. Da San Gimignano a Ferrara
Al centro della città estense sorge la mole grandiosa del castello che ha dato vita a tanta storia e a tante leggende, e dove furono prigionieri gli amanti senza fortuna Ugo e Parisina. Ai ponti levatoi che isolavano i castelli si sono sostituiti i ponti moderni che li riuniscono alle terre vicine, come questo che porta al castello di Mantova, rimasto a fianco della città come a guardia. Pettegolezzi sulla vita sottostante si scambiano probabilmente i guardiani delle due più solenni torri di Bologna, la Garisenda e gli Asinelli, slanciate testimonianze dell'ardimento medievale. Ai loro piedi si svolge l'operoso traffico della città. Altri automezzi sfrecciano sull'asfalto lungo la via Emilia, che vide passare gli eserciti di Cesare. Improvvisamente, dopo una svolta, appare l'antico castello di Lodi. Da Lodi a Milano il viaggio è breve. Le mura del castello sforzesco, che ancora si ergono nel cuore della grande metropoli lombarda, ricordano ai visitatori secoli di storia e nomi di personaggi che furono degni di tanta imponenza. Qualche volta anche il cinema approfitta di questo solenne scenario. E i bambini preferiscono la grande fontana. Nella storia dei castelli nessun balcone è più celebre di questo presso Verona. La leggenda dice che vi si affacciò Giulietta e poteva vedere di là il castello nemico odiato ed amato. Le mura si fronteggiano come al tempo dei Capuleti e dei Montecchi. Ma quasi a temperare l'atmosfera tragica della celebre vicenda d'amore e di morte, all'ombra delle torri è sorta un'accogliente trattoria. La castellana moderna invita a dimenticare i tristi pensieri offrendo ai visitatori un piatto di lasagna. Le guide di Napoli sono generalmente provviste di una brillante oratoria e la sfoderano tutta a proposito del Maschio Angioino, uno fra i maggiori castelli del Quattrocento. Tra le due superbe torri risplende nel marmo l'arco di Alfonso d'Aragona, dove si snoda il trionfo del sovrano. Fortezza dai possenti baluardi costruiti durante 3 secoli, il Maschio sta ancora a guardia del porto. Ai suoi piedi la moderna stazione marittima. Un chiaro segno dei nuovi tempi in cui navi italiane come la Cristoforo Colombo o l'Andrea Doria mantengono i traffici con altri continenti. Un imbarco più piccolo ma dal traffico ugualmente intenso è pure vigilato dal castello. Di qui si parte per Capri, l'isola incantata che nessun turista rinunzia a visitare, lasciandosi alle spalle l'antica fortezza. Sotto un altro cielo, lontano da Napoli a sera sullo specchio delle acque del lago, appare l'incantato profilo del castello di Sirmione. Il tempo pare essersi fermato in un'epoca remota, i cui fantasmi aleggiano nell'aria raccontando antiche storie d'amore.